Stamane ci rincontriamo dopo la visita. Questo è il nostro vicino, guarda il vicino. Così guardi la platea che sono anche un po' stanca, sono da 3 ore che sono stati bravissimi, i nostri colleghi. Ma sì, ma gli artisti sono meravigliosi. Hanno fatto un racconto dell'arte. Un racconto dell'arte. Qual è il tuo racconto invece? Come nasce qua? Ma dovete scusarmi, io sono un pittore, un artista tutto sommato che è complicato con me stesso, sono tra virgolette un po' problematico. Niente, che cosa si può dire, diciamo, nell'arte in generale? L'arte siamo noi che non conosciamo ovviamente, e siamo noi anche il problema, e lo vediamo attualmente, oggi la realtà, la società, i problemi, stiamo facendo delle ricadute strepitose. Che significa un po' della realtà? No, io sono ottimista, sono positivo. Però la realtà è quella che... Ma la visione, la realtà ovviamente che non si può disconoscere. E tu ce l'hai davanti ogni giorno alla televisione, giornale radio, tutta una processione continua di funerali, di storie molto tristi. Quando ti prendi, vinci, comunque riesci a isolarti, a lasciarti a questi pensieri. E allora si fa, sì. Io faccio arte mettendomi sempre in discussione. Se così per portare oggi la realtà è molto complessa, come dicevamo prima, ed è difficile fare arte, veramente difficile, non sono chiacchiere, è veramente il raccontare se stessi, riflessi nella realtà, nel problematica, nell'essere comune, diventa veramente un problema. Riesci comunque a raccontare te stesso, perché Ci tengo, per esempio, non so, ho usato negli anni 80 per andare un po' più indietro, perché io tutto sommato, tu lo sai, sono 80, no? Ecco, io negli anni 80, quando andavo in studio, avevo sempre così, forse la necessità di fare degli appunti su quello che era il mio sentire, le mie problematiche, che investivano naturalmente le cose del mondo, diciamo, e facevo degli appunti. Allora è una sorta di diario. Sì, no, e allora cosa che vediamo se ricordo cosa dicevo. Dicevo, ancora una giornata forte, fortunata, certa, incerta, presto allo studio, dobbiamo andare allo studio. E quindi questa era la mia realtà, il mio stato d'animo, diciamo. E andavo allo studio e poi continuavo con i miei appuntini e dicevo presto allo studio, uno scontro totale con quello che è il mio lavoro, il mio fare, e quindi ero di nuovo nei problemi con me stesso, ovviamente, perché non mi dava... Adesso riesci a Allora tanto che vediamo se riesco nel terminale di questi appunti cosa dicevo, non so, dicevo non sopporto il rumore di macchine di lavoro e io poi cosa sto facendo? E poi mi baciavo la mente e dicevo porca miseria, come sono corte le giornate. L'idea è vicina e domani mattina inizia prima, no? E quindi tutta una confusione con me stesso. Comunque molto chiaro. Sei riuscito a descrivere quello che è la... E questa è stata diventata di 20-30 anni fa. Oggi è ancora molto più difficile fare arte. Però riesci, dai, sì, vogliamo di continuare. Perché sono determinato e sono positivo, possibilista, non sono negativo. Però cado sempre in quelle problematiche complesse. Non pensiamo a come abbiamo visto i dentini, sì, ci sono tanti problemi che non riesci a eliminare per rilassarti in un racconto, almeno sono fatti soggettivi. Però guarda, prendo proprio il lato di questa tua allegria, comunque questa voglia di contrapporti alla
quelle che sono le realtà contemporanee, per ringraziarti. Sei stato un tesoro e grazie a Remo Tesorini, grazie tanto. Grazie a tutti.